Incubo rapina in casa, 87enne di Torre di Mostro aggredito e pestato da 2 banditi fuggiti con appena 100 euro. La rabbia di familiari e del paese caccia i malviventi. Elezioni politiche, al via la campagna elettorale, strascichi polemici dopo le presentazioni delle liste con attacchi trasversali da destra a sinistra. Indagato per peculato Pietro Litta, il medico padovano al centro del servizio della trasmissione Petrolio che ha fatto scoppiare il caso delle presunte bustarelle in corsia a Padova. Indagini della procura di Belluno sulla lettera di minaccia ai bimbi di un asilo trovata assieme ad un sacchetto di caramelle con spilli. A firmarle un maniaco che si firma Erostrato. Nel quartiere Stanga a Padova, gara di solidarietà per un 40enne che ha perso il lavoro e la casa e ora vive in auto. Giro di vita del sindaco di Vicenza sulla presenza di carovane di nomadi in città, ampliato il perimetro dei divieti. Divide i veneziani l'apertura in centro storico del negozio che vende prodotti a base di cannabis e stamane controllo di vigili e ULSS nel locale. Questi i titoli dell'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque la cronaca con l'incubo vissuto da un anziano 87enne di Torre di Mosto. Con l'inganno 2 malviventi si sono fatti aprire la porta, poi hanno aggredito brutalmente l'anziano scappando con pochi contanti. È rimasto male e scioccato. Angelo Pupin cerca di dormire nel suo letto, ma è difficile, troppo difficile. Il dolore è forte, la paura stampata ancora nei suoi occhi stanchi. L'hanno dimesso questa mattina dall'ospedale di Sandona di Piave. I medici hanno riscontrato un trauma cranico ed una frattura al bacino. L'anziano 87enne dovrà restare a letto per alcuni mesi. Vittima di una violenza cieca e brutale, per appena 100 euro. Non ce la fa a parlare, è ancora sotto shock Angelo, ad accudirlo sua cognata e il nipote. È stato dimesso subito dopo le cure e le diagnosi. Dovrà rimanere a letto per 60 giorni. Abbiamo dato un po' da mangiare e cerchiamo di fare il nostro meglio, ecco. L'aggressione è avvenuta verso l'Imbrunire a Staffolo, frazione di Torre di Mosto. 2 persone hanno suonato al campanello di casa dell'uomo fingendo di essere incaricati della riscossione dell'affitto. Aprimi che noi abbiamo degli affitti da riscuotere e l'hanno convinto perché lui si chiudeva anche di giorno. L'anziano non deve pagare alcun canone, non crede a quello che gli dicono, ma per spiegarsi meglio e parlare a 4 occhi decide di aprire la porta ai 2 sconosciuti. Quando i malviventi hanno capito che Angelo li avrebbe cacciati, sono passati all'aggressione. I 2 non hanno avuto alcuna pietà dell'anziano, picchiandolo e sbattendolo a terra sull'ingresso di casa. Qua era la chiazza di sangue. Dove c'era il sangue? Qui, sull'ingresso. Proprio qua. Angelo batte violentemente la testa a terra, ma gli aggressori non si perdono d'animo e rubano dalla tasca dei pantaloni della vittima il portafoglio, poi scappano, senza nemmeno entrare in casa. Nel portafoglio c'erano 100 euro che servivano a pagare le bollette. Doveva pagare il bollo dell'auto e soldi che lui gli serviva. La caccia ai banditi è appena cominciata. E a Torre di Mosto cresce la rabbia, ma anche la preoccupazione per questa brutale aggressione. Non ho parole, sono disgustata, guardi, mi stanno venendo i brividi. A Torre di Mosto sono tutti increduli e indignati. Aggredire un anziano di 87 anni, dicono qui, è come picchiare un bambino. In paese si parla solo di Angelo, un gran lavoratore, ben voluto da tutti, dal carattere schivo ma di animo buono. Buono, tranquillo, è in gamba per la sua età, guardi, non ho parole veramente, mi sto commuovendo. Siamo esterrefatti per quello che è successo, soprattutto per questo fatto che non ha precedenti nel nostro comune Torre di Mosto e la gravità è che è stato perpetuato nei confronti di una persona anziana. Dopo lo sconcerto cresce la preoccupazione. L'amministrazione comunale pensa agli anziani spesso soli e indifesi che vivono in queste campagne. Sì, la nostra raccomandazione che diamo a tutti i nostri cittadini è quello di non aprire
l'uscio di casa, soprattutto nelle ore serali, a persone che non conoscete e soprattutto in questi casi chiamare il 112 Carabinieri. Picchiato senza pietà per pochi euro, potevano rubare senza fargli del male, commentano in molti. Adesso però si pensa ad aiutare Angelo che, abitando da solo, avrà certamente bisogno di assistenza per la lunga convalescenza. Sicuramente io verrò a trovarlo. Quello che ci auguriamo è che le indagini delle forze dell'ordine abbiano esito positivo e che possano essere garantite alla giustizia, come è doveroso che sia. Indagato per peculato Pietro Litta, il medico padovano al centro del servizio della trasmissione Petrolio che ha fatto scoppiare il caso delle presunte bustarelle in corsia Padova. La sezione di polizia giudiziaria della procura patavina ha perquisito la sua abitazione, il suo studio in azienda ospedaliera e l'ambulatorio privato dove svolgeva parte della sua attività. Va avanti dunque l'inchiesta coordinata dal procuratore capo Matteo Stuccilli che contesta al medico e docente universitario di aver chiesto 250 euro in nero ad una giornalista finta paziente per una visita in regime intramoenia e di aver anche proposto di saltare le liste d'attesa dietro il versamento di 1.000-2.000 euro. Passiamo ora alla politica. Ieri è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle liste per le elezioni del 4 marzo e come prevedibile non mancano i delusi, non solo tra chi è rimasto escluso ma anche tra chi è entrato tra le candidature magari non nel collegio veneto. Nemmeno il tempo di depositare le liste in Corte d'Appello a Venezia che già si alzano i cori di protesta, non solo di coloro che da quelle liste sono rimasti esclusi, ma anche tra chi si è trovato inaspettatamente candidato lontano dalla propria regione. È il caso del segretario di Scelta Civica Enrico Zanetti, il cui nome è apparso non in Veneto, ma nel collegio di Varese, in Lombardia. Si rimane un po' interdetti nei confronti anche di chi ha gestito le nostre liste, quindi Raffaele Fitto e Lorenzo Cesa, e quindi una riflessione si pone. Tutto qui, ecco, non è così che si comporta. C'è poi chi dalle liste è rimasto escluso e oggi non nasconde la propria insoddisfazione. È il caso del primo cittadino del comune trevigiano di Arcade, Domenico Presti, in qualche modo portavoce di un piccolo esercito di sindaci delusi dalle liste del Carroccio. Non si spiega come molti di noi siano rimasti fuori, pur avendo i requisiti di sindaci a secondo mandato, pur avendo un'esperienza politica maturata all'interno del movimento, pur avendo tutte le carte in regola per essere presi in considerazione. Se ci avessero detto che questo non serviva, io credo che nessuno di noi si fosse appunto messo in evidenza. L'assessore regionale di Forza Italia, Elena Donazzan, punta il dito contro l'assenza di una significativa fetta di rappresentanti femminili nelle liste del suo partito. Credo che si tratti veramente di un uso delle donne molto strumentale. Troveremo nelle liste sempre il nome delle stesse donne, con il rischio che al termine di questo percorso le donne che approderanno in Parlamento saranno meno di quelle che sono oggi presenti, e devo dire che è anche poco elegante, perché di donne brave ce ne sono molte sul territorio e avrebbero dovuto essere molto più valorizzate e non usate in questo modo. Malumori anche in casa Partito Democratico per una minoranza Dem poco rappresentata nelle candidature. Queste liste sono nate su un criterio unico, prevalentemente quello di autoconservazione del capo, e quando questo diventa il criterio principale è la fine di un partito. Questo è quello che è successo, la mortificazione del pluralismo, della realtà interna al partito, soprattutto una finta apertura verso la società civile. Questo segna la fine di un ciclo, magari la nascita di un partito personale. Intanto questa mattina proprio il Partito Democratico Veneto ha presentato i suoi candidati a Camera e Senato. Beh, è inevitabile, quando la scelta c'è qualcuno resta fuori, ma io credo che chi fa politica lo fa per generosità, lo fa perché crede nel lavoro verso gli altri. La stoccata a chi in questi giorni e in queste ore ha espresso parole di fuoco, leggasi i grandi esclusi. Il PD riparte dai sorrisi d'ordinanza a uso e consumo dei fotografi, le strette di mano, le pacche sulle spalle. Da oggi inizia la campagna elettorale e per i Dem Veneti è una delle battaglie più dure degli ultimi anni. 56 candidati, 17 al Senato e 39 alla Camera, conferme e volti nuovi, e poi quei nomi che hanno fatto venire il mal di pancia alla minoranza del partito. Minniti fa rima con sicurezza. Minniti è stato in grado di fare una cosa straordinaria, mettere in fila, più che per quello che ha fatto all'interno del paese, per ciò che ha fatto all'esterno di questo paese. Insomma, per la riconfermata Laura Puppato il tempo delle bufere è finito. E anche il mantra del segretario regionale Alessandro Bisatto, che dice: andiamo al di là delle polemiche.
Se non fosse un termine con copyright di Luca Zaia, sembrerebbero tutti dire pancia a terra. C'è una squadra che rappresenta a pieno titolo proprio il radicamento territoriale, ognuno di noi rappresenta un proprio territorio. Tanti fronti su cui lavorare, politiche del lavoro, sociale, innovazione e caso banche, ma anche diritti civili. Noi siamo molto preoccupati che il centrodestra e anche il Movimento 5 Stelle abbiano detto esplicitamente che vogliono cambiare la legge sulle unioni civili, e noi su questo ci opporremo perché abbiamo raggiunto un grande risultato di civiltà. C'è spazio pure per amministratori del territorio come gli ex sindaci Anna Spinnato di Valdobbiadene, Marcello Costa di Curtarolo e Silvio Gandini di Legnago, e chi raccoglie la sfida di gareggiare e rischiare in un collegio difficile come Rovigo, uno di quei big che hanno accettato l'amaro calice. Noi facciamo una battaglia che tutti danno per scontato essere dura, ma proprio per questo diventa anche una battaglia affascinante, importante. Dobbiamo affermare la nostra capacità di stare tra la gente nel territorio. Presentazione oggi anche per i candidati del Movimento 5 Stelle, tema banche e ristoro degli azionisti truffati in primo piano a Treviso. Parlare di banche Il tema banche con la tutela di chi ha perso tutto e poi l'ambiente con la battaglia contro inquinamento e cementificazione. Prima a Belluno, poi a Treviso la presentazione dei candidati 5 Stelle a Camera e Senato. Impossibile nella Marca non parlare del crack delle popolari e di risparmiatori truffati. Abbiamo promesso a queste persone di poter risarcire il danno perché sono stati truffati. Noi vogliamo aiutare le persone truffate che hanno sofferto per la distruzione del risparmio. Candidato alla Camera nel collegio di Montebelluna, non a caso l'avvocato dei risparmiatori Andrea Arman del coordinamento Don Torta. non è un passare dall'altra parte, noi abbiamo combattuto contro quella politica che riteniamo indegna di governare uno Stato, quindi il passaggio speriamo sarà quello dalla parte giusta, cioè di riuscire a scalzare questa politica indegna e sostituirla con uomini responsabili. C'è da pensare non solo ai singoli ma anche alle imprese, per il presidente di Casa Artigiani che scende in campo con i 5 Stelle per il Senato. Le imprese attualmente sono prese da diversi lacciuoli che io penso il movimento abbia la possibilità di sciogliere. La crisi economica, le ipoteche sugli immobili, sempre più famiglie, le prese con Equitalia, altro nodo quello del contenzioso tra cittadino e Stato, sbilanciato verso quest'ultimo. Stabilirei delle regole che possono essere già le regole previste dal Codice di Procedura Civile, che mi sembra molto equo in materia, che vengano estese anche alle pubbliche amministrazioni nel momento in cui deve fare la riscossione a danno dei cittadini. Ci deve essere un'uguaglianza che deve riguardare sia un lato che l'altro. Infine il tema ambiente, rimarcato dal veneziano Candiello. L'area nostra, l'area del nord Italia, è la più inquinata, forse una delle più inquinate del pianeta e sicuramente una delle due più inquinate d'Europa, ma questo ci crea anche un'opportunità. Noi dobbiamo trasformare questo sistema da una camera gas alla zona più virtuosa dell'intera Europa. E a proposito di crack delle banche popolari venete, oggi la riunione della commissione parlamentare, varata la relazione finale. La relazione della commissione d'inchiesta parlamentare sul crack delle banche popolari si frantuma e finisce a pezzi. L'aria della vigilia era tesa e nonostante tutti i tentativi del presidente Pier Ferdinando Casini di portare un testo condiviso tra tutte le forze politiche, l'accordo salta e con l'accordo anche la relazione unitaria. Alcuni gruppi parlamentari, come Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Liberi e Uguali, fanno pervenire i loro documenti, mentre la relazione finale di maggioranza della Commissione punta il dito sulle attività di vigilanza, sia sul sistema bancario da parte di Banca Italia che sui mercati finanziari da parte di Consob. Attività di vigilanza che si sono rivelate inefficaci ai fini della tutela del risparmio. In luce, nella relazione, anche la debolezza nella collaborazione e nello scambio reciproco di informazioni tra Banca Italia e Consob che, dotata di maggiori poteri ispettivi rispetto alla Banca d'Italia, non pare averli utilizzati adeguatamente, sicché gli interventi poi attuati non hanno portato all'individuazione tempestiva di quelle criticità che solo l'autorità giudiziaria ha poi accertato, quando ormai i fatti contestati si erano da tempo consumati. Per questo
la relazione di maggioranza suggerisce l'opportunità di valutare la previsione di allargare a Banca d'Italia i poteri investigativi già riconosciuti a Consob e di utilizzare la polizia giudiziaria per effettuare accessi, ispezioni e perquisizioni. La relazione infine segnala la necessità di rafforzare la collaborazione tra Banca Italia e Consob e la creazione di una bad bank pubblica per la gestione dei crediti deteriorati a livello nazionale. La relazione finale di maggioranza della Commissione d'inchiesta sulle banche passa così, con i 19 voti favorevoli di Partito Democratico e centristi, mentre i contrari sono stati 15 e 6 gli assenti. Stanno vivendo ore d'angoscia i familiari di Diletta Stucchi, 40 anni di Feltre, di cui non si hanno più notizie da ieri pomeriggio. Immediate le ricerche da parte del soccorso alpino. La donna è partita ieri intorno alle 13 a bordo della propria auto per raggiungere il posto di lavoro, ma qui non è mai arrivata. L'ultimo contatto telefonico con i familiari risale alle 15:30 di ieri pomeriggio. Poi alcuni operai di una ditta boschiva l'avrebbero vista un'ora più tardi nella zona di Camogne. Dato che si sta ancora cercando l'auto della donna, i soccorritori hanno effettuato sopralluoghi lungo la rete viaria di Cima a Campondavena, area coperta dall'ultima cella telefonica. La donna è bionda, alta 1,60 m, magra, di corporatura, indossava jeans chiari, un piumino marrone e scarponcini di pelle chiara. Chiunque avesse informazioni è pregato di contattare i carabinieri. Si firma Erostrato come un criminale dell'antichità. Sono in corso indagini da parte della Procura di Belluno sul misterioso individuo che ha inviato una lettera di minacce ai bimbi di un asilo. La missiva è stata trovata assieme ad un sacchetto di caramelle contenenti spilli. Si nasconde dietro al nome di un criminale e pastore della Grecia antica che, per passare alla storia, ma dalla porta sbagliata, incendiò e distrusse il celeberrimo tempio di Artemide, una delle 7 meraviglie del mondo antico. Ma stavolta Erostrato, anonimo individuo a metà strada tra il piromane e il vandalo imbrattatore, ha alzato il tiro. Una lettera minatoria con scritto «I vostri figli devono avere paura» e un sacchetto di caramelle pieno di spilli. Oggetti inquietanti ritrovati nel cortile di un asilo di Cerniai, frazione del comune di Santa Giustina, nel Bellunese. Un personaggio noto alle forze dell'ordine per aver già incendiato una legnaia e imbrattato 2 chiese e il muro di un cimitero della zona. E poi continue lettere deliranti contenenti rivendicazioni, giunte in passato anche alle scuole elementari di Cesio Maggiore. Tutte contenevano polvere bianca, poi risultata borotalco, che aveva fatto scattare l'allarme antrace. Nel fascicolo a suo carico, aperto l'anno scorso dalla Procura di Belluno, si aggiunge ora il reato di estorsione aggravata, perché nella lettera raccolta da un dipendente della scuola materna di Santa Giustina si legge una richiesta già sentita in passato, una statua in suo onore, e poi la minaccia: se la statua non sarà eretta, inserirà lamette e chiodi in alcuni dolci che distribuirà nei giardini e nei parchi. E nel sacchetto fatto recapitare vicino alla lettera c'erano caramelle colorate e gommose con le spille conficcate. Un gesto dimostrativo, secondo la procura, che comunque avverte i genitori: tenete gli occhi aperti, mentre le indagini sul folle e le sue rivendicazioni continuano. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per raccontarvi una storia che ha provocato una gara di solidarietà tra tanti residenti del quartiere Stanga di Padova. Ho visto da più tempo, che ormai sarà circa un mese, che staziona su questo parcheggio, qua davanti alla chiesa neocatecumenale, questo ragazzo che dorme in macchina, perché si vedevano i vetri appannati di mattina, il motore acceso di sera. Da qualche settimana la sua è una presenza discreta, nonostante non possa passare inosservata, essendo sotto gli occhi di tutti. Appena visto le nostre telecamere ha preferito allontanarsi, ma la sua vicenda ha colpito tutti alla Stanga. Di circa 40 anni, di origine campana, ha perso il lavoro, ha raccontato di essere idraulico e si è allontanato da casa in cerca di fortuna. Abbiamo chiesto se potevamo dargli una mano, ogni tanto qualcuno gli lascia qualcosa fuori dalla macchina, dove lui, in questa zona qua dove lui staziona, in modo da potergli dare una mano. Poi gli abbiamo comunicato che qui in parrocchia San Pio X
cioè che il pane è per i poveri se eventualmente ne avesse bisogno, ma lui è stato molto dignitoso, si stava preparando peraltro il pane in macchina, una cosa che mi ha colpito incredibilmente, aveva una sorta di fornelletto, stava scaldando un impasto che poi si è trasformato in una sorta di pizza. Ci spostiamo a Vicenza, dove il sindaco Achille Variati ha firmato un nuovo provvedimento sul problema dei nomadi abusivi. Ci sono importanti novità. No, andiamo a rubare. Ha fatto il giro d'Italia il nostro servizio sul nomade che ammette tranquillamente che per vivere ruba. Dopo aver raccontato la presenza delle carovane in città, il sindaco di Vicenza aveva risposto con un'ordinanza allargando le zone off limits per le carovane. Oggi sono 12 le aree antinomadi abusivi previste in una raffica di ordinanze, una dietro l'altra, che Achille Variati ha firmato in meno di un anno. Ora però si cambia strategia. Palazzo Trissino punta a razionalizzare i divieti già esistenti, creando un'unica grande zona rossa. Abbiamo anche sistemato alcuni nomadi che vogliono lasciare le roulotte per impostare una vita, tra virgolette, normale, diciamo secondo le culture generali della città, quindi alcuni aiuti vengono fatti, ma i bivacchi in giro per i quartieri eccetera noi continueremo a colpirli. Oggi il sindaco Achille Variati ha firmato il provvedimento che amplia il perimetro dell'area vietata alle carovane che troppo spesso, dove si fermano, come vi abbiamo documentato in più occasioni, portano sporcizia e degrado, sollevando la protesta dei cittadini a cui noi abbiamo dato voce tante volte. La nuova zona rossa si estenderà da est a ovest, inglobando circa metà del comune di Vicenza, compreso il centro storico. E attenzione, perché se i nomadi abusivi verranno trovati in quest'area verranno denunciati per violazione dell'articolo 650 del codice penale e verranno costretti fisicamente ad allontanarsi dalla zona. Se vanno in altri luoghi amplieremo le ordinanze. A Venezia arriva un cannabis store che divide i cittadini. Aperto da pochi giorni, il primo cannabis store della città di Venezia ha ricevuto nel pomeriggio la visita di cortesia della Polizia Municipale e degli ispettori dell'ULSS e suscitato le reazioni indignate di una folla di benpensanti. Ne manca anche questo, non c'è droga, è cannabis, perché non ve ne c'è già abbastanza, quindi manca questa che abbia sotto casa, terribile. È una roba che fa scandalo, perché è un messaggio ai giovani che vuol dire, non è poi chissà che cosa, la droga, in fin dei conti, basta essere intelligenti, messaggio che è scandalo. Ma grazie alla norma del 2016 che ha legalizzato la cannabis a basso contenuto di THC, nessuno può impedire ai ragazzi del negozio di Calle dell'Anconeta di vendere foglie, infusi, bevande rigeneranti, lecca-lecca e ogni sorta di altri gadget legati alla foglia a 7 punte. E se tra i veneziani molti mugugnano, per chi gira il mondo c'è davvero poco da scandalizzarsi. I'm from Amsterdam. For me it's normal. Sí, buen negocio, sí. Me gusta el cannabis, me gusta al perico al torno, no? Tu Camugna? Io penso è meglio legale, così evita molti problemi. Ognuno è libero di fare ciò che vuole di se stesso, perché anche basta prendersi un cucchiaio e batterselo in testa, no? Cioè voglio dire, ognuno bisogna che prenda coscienza di quello che sono le droghe, quelle che sono le alterazioni della mente, quelle che sono le alterazioni del cervello e poi faccia quello che vuole. Letteralmente fuori di sé il presidente del comitato Marco Polo Luigi Corò, appena uscito dal negozio con una bustina di semi da collezione. Se non viene chiuso questo negozio, io seminerò su un vaso, quindi mi autodenuncerò, seminerò su un vaso davanti a Cafarsetti le sementi e vedremo che accade. Ma c'è anche chi difende a spada tratta la presenza del punto vendita e non solo per ragioni ricreative. Può darsi che ci siano anche persone che vengono qua pensando al massimo del divertimento come vecchi tempi, però siccome le informazioni girano in internet e in Facebook, c'è gente anche seria che viene a informarsi su dei prodotti che hanno anche abbastanza costosi, perché sono dei veri e propri medicinali per aiutare parenti che hanno problematiche di salute serie. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, ospiti in studio questa sera Francesca Betto del Movimento 5 Stelle e Gianluca Schiavon di Potere al Popolo.
Con l'edizione del Veneto è davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Molto grigio al mattino, poi tempo via via più instabile sulle nostre regioni con qualche debole fenomeno a carattere sparso. Vediamo dove nel dettaglio. Sul Veneto nebbie diffuse al mattino, solo in parziale sollevamento col passare delle ore. Dal pomeriggio qualche pioggia sul veneziano, ma tempo via via più instabile anche sul resto della regione. Vediamo le temperature, le massime saranno comprese tra 4 e 8 gradi, minime tra 1 e 5 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui locali nebbie e nubi basse sui settori meridionali al mattino, col passare delle ore nuvolosità in aumento anche con possibili piovaschi a carattere sparso. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 9 gradi, minime tra 4 e 6 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Trentino Alto Adige. Molte nubi sui settori centro-meridionali, ma senza fenomeni degni di nota, ampio soleggiamento altrove e con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 3 e 5 gradi, minime sotto zero tra meno 4 e meno 1 grado. Il mare sarà calmo sulle coste, quasi calmo al largo, i venti deboli, meridionali sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.